Eder. Mech. Pallister. Ciao, Eder. Un caro saluto a te ed ai followers. Oggi vogliamo dare una sterzata decisiva al caso di Lily. Vogliamo fare un passo decisivo verso la soluzione perché abbiamo scoperto altro in merito, altro di cui nessuno ha mai parlato ad oggi. Vi chiediamo di prestare la massima attenzione ai dettagli, perché come da titolo oggi si va dentro la casa della morte, si va dentro la vicenda come non mai, e si racconteranno fatti importanti sul caso che sicuramente faranno riflettere perché mai immaginati. Speriamo di essere utili agli inquirenti. Auspichiamo che possano usare il lavoro del team di Eder, perché è lavoro di fatica e di grande dedizione, frutto di intensa attività lavorativa, di indagine e di accertamenti, in cui abbiamo dato l'anima e sudato 7 camicie. Siamo alle battute conclusive della vicenda che ha visto la morte della nostra cara Lily, cui vogliamo dare la giustizia che merita. Perché non può finire così con un suicidio che non sta in cielo ed in terra, avanti forza? Anzitutto devo precisare che è cosa certa che Lily avesse le chiavi di alcuni immobili, non per forza lei intestati, ed anche dopo averli riconsegnati. Ciò è detto da Claudio. Inoltre è cosa certa che esistessero le chiavi principali con chiavi speciali solo lì presenti. È cosa certa ancora che Lily fosse preoccupata e che avesse anche capito di essere seguita quel 14. Ci arriviamo piano piano, perché abbiamo un video che la ritrae ed in cui mostra di sentirsi seguita. Il suo passo diventa più veloce per questo dopo la fruttivendola. È cosa certa, come già detto, che dopo aver buttato la spazzatura, lei guardi dentro la borsa, poi gira l'angolo e comincia a camminare più veloce. Vuole sbrigarsi, è preoccupata molto. Come già detto, ha lasciato quasi tutto a casa perché nulla le serve, non andrà alla Wind. Questo è dato certo. Racconta una bugia del momento a Claudio e prima gli dirà ne parleremo dopo, perché dopo aver fatto lei da Claudio vorrà andare. Dato certo. Seguiamo il filo. La sua metà, come già detto, è una metà in cui si arriva veloce, compresa tra Piazzale, Gioberti ed i dintorni presenti attorno al parco, zona non coperta da telecamere. L'arrivo è presso questa casa, di cui lei ha accesso mezzo le chiavi. Per noi è dato certo. I suoi indumenti sono pulitissimi. Non può essere rovinata per terra se non dentro un luogo asciutto. Alcuni elementi vegetali sulle suole di scarpa ci dicono che l'abitazione è preceduta da poco terreno con elementi scegli vegetali per terra. In tale casa lei incontrerà i terzi, con cui avvierà il dialogo che doveva essere veloce e che aveva quale oggetto i codici cifrati. Crediamo la consegna. Ma qualcosa è andata male. Abbiamo creduto ad un nascondere, ma oggi crediamo che invece li abbia consegnati. Ma ai terzi non è andata. Bene, è la cosa per cui è nato il litigio con uno scoop, quello di chiudere la bocca a Lily. A ciò arriviamo con le parole di Claudio, che conosce la verità e non dice nulla a costo di subire torture, detto da lui. Capiteci bene, nessuno incolpa Claudio, ma la sua affermazione è troppo decisiva per non tenerne conto. Anche la sua preoccupazione successiva alle 10. Proprio perciò riteniamo che Lily avesse intenzione di portare i codici verdi, tale abitato in cui probabilmente è stata raggiunta dai terzi. Riteniamo che li volesse porre fine ad un fatto
che inglobava in sé i codici. Pensiamo anche che i codici fossero collegati ai terzi, in merito non andremo oltre oggi. Sta di fatto che i terzi hanno rivendicato qualcosa in merito e che Lily non fosse più in accordo su ciò. Di tanto i terzi forzano la mano contro lei per dissuaderla, ma non c'è verso. Rivogliono chiavi e codici e non possono rischiare che Lily parli, motivo per cui la soffocano e portano alla morte proprio lì in tale casa. Il dopo prevede lo staging come già dedotto e descritto con lei portata in luogo freddo nelle alture carsiche. Ma torniamo alla casa per altri particolari sul fatto. Come detto, lo scopo di Lily era quello di andare in un posto velocemente. Per questo dirà a Claudio, che ritarda di poco. La Wind è una scusa perché avesse detto dove Claudio avrebbe impedito. Lei vuole risolvere qualcosa, ma non è una cosa bella, perché lei è molto preoccupata dove andrà e non porta telefoni o documenti. Non è un negozio e non altro. Sarà che una diversa casa, in cui userà le chiavi principali. I codici non ci sono più, quindi li ha lei. Si gira spaventata più volte. Abbiamo un video che mostra ciò. Ha fretta ed accelera il passo. Seguirà una morte in luogo asciutto perché i vestiti sono puliti. In mezzo, il filo di Arianna ci porta in una casa in cui incontra i terzi. Già descritto il suo aggressore, inizia un litigio in cui l'oggetto sono le chiavi. Scompariranno infatti per non lasciare alcun collegamento, ma anche i codici riguardano liquidi. Infine, la volontà di Lily di far qualcosa che danneggerà i terzi, dato che questi la soffocano e tappano la bocca per sempre. Siamo quindi giunti alla fine. Vogliamo precisare che non pensiamo a fatti illeciti da parte di Lily, non incolpiamo Claudio, nemmeno Sebastiano. Non è lavoro nostro. Noi seguiamo il filo di Arianna come eventi senza mettere alcun nome addosso ad un colpevole, ma abbiamo ben capito cosa è successo. Tutto ci porta ad una seconda abitazione, sia che Lily ci arrivi da sola, che in auto, perché prelevata mentre ci va. Non ci interessa. Il suo fine è risolvere velocemente in meno di 30 minuti tutto. Ha le chiavi ed ha i codici. Guarda dentro la borsetta dopo la gettata di spazzatura per questo. Ha una cosa delicata. I terzi ci hanno a che fare e dopo averla soffocata sottraggono chiavi e codici, perché collegati poi sposteranno il corpo più volte. I terzi evidentemente non sono persone oneste e buone, possono aver carpito la buona fede di Lily. Forse lei non credeva fossero cattivi, e poi, capito in ritardo, ha voluto dare un taglio netto. Non disse nulla a Claudio per proteggerlo. Poi avrebbe detto a lui perché pensava che tutto finisse bene, e poi sarebbe andata da Claudio. Così non è stato perché gli hanno tappato la bocca per sempre. Adesso voi direte: vuoi scagionare Sebastiano così? No. Ripetiamo l'indagine a 360 gradi. Non colpevolizziamo nessuno qui. Non è il nostro fine, ma non possiamo non ricordare le parole di Claudio e tenere anche conto del fatto che le sue parole sono pesanti. I messaggi WhatsApp sono anche di amore, ma non solo. Come anche che Sebastiano, in quanto marito, solo per questo non deve essere l'unico attenzionato della vicenda. Spesso i mariti sono gli ultimi a sapere, forse anche gli amici speciali. Per questo oggi mettiamo un punto fermo al caso. Si riscrive una storia diversa lungo un filo di Arianna che porta su un'altra strada, non battuta. Gli assassini sono ancora lì fuori e se la ridono. Purtroppo
A presto, di Team Eder, instancabili come sempre per la giustizia e per Lilly. Un abbraccio, Lilly. Ti vogliamo bene tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.